L'attaccante tratta con un club italiano durante questa sessione di mercato. Addio al Manchester United. Rasmus Jlund non rientra più nei piani della dirigenza del Manchester United. Dopo una stagione deludente, il club inglese ha deciso di non puntare più sull'attaccante danese per la prossima annata. Di conseguenza, diverse squadre europee hanno manifestato interesse e avviato i primi contatti per assicurarsi le sue prestazioni. Tra le più interessate c'è il Napoli, che da tempo segue con attenzione il giocatore. In questi ultimi giorni, Jlund avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi al club partenopeo nel 2025. Il giocatore, però, chiede che venga presentata un'offerta ufficiale per l'acquisto a titolo definitivo, rifiutando soluzioni temporanee. Jlund vuole vestire l'azzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe già ricevuto il via libera da parte di Jlund per un possibile approdo in azzurro. Il centravanti crede di poter dare un contributo importante alla squadra attualmente campione d'Italia. Tuttavia, è fermo sulla sua posizione. Non accetterà prestiti e prenderà in considerazione solo un trasferimento a titolo definitivo, con la risoluzione del contratto con il Manchester United. Le trattative sono in corso da alcuni giorni e stanno procedendo positivamente, anche se al momento non sono emersi dettagli ufficiali sull'esito dei colloqui. Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, la squadra guidata da Antonio Conte ha intensificato la ricerca di un nuovo attaccante, individuando nel giovane danese una soluzione ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il Napoli, consapevole della concorrenza di altri club europei interessati a Jlund, sta cercando di accelerare i tempi per concludere l'operazione. La dirigenza partenopea vuole approfittare della volontà del giocatore di cambiare aria e sta lavorando per trovare un'intesa economica con il Manchester United, che non sembra intenzionato a svendere il suo giovane talento nonostante le difficoltà recenti. Da parte sua, Jlund è determinato a rilanciare la propria carriera in un contesto dove possa trovare maggiore continuità e fiducia. Il progetto sportivo del Napoli, con Antonio Conte alla guida e un ambiente competitivo ma favorevole ai giovani, rappresenta per lui un'opportunità ideale per tornare ai livelli mostrati in passato, specialmente durante la sua esperienza in Serie A con l'Atalanta. Uno degli ostacoli principali nella trattativa è legato al costo del cartellino. Il Manchester United, che aveva investito una cifra considerevole per acquistarlo, punta a recuperare buona parte dell'investimento. Il Napoli, pur essendo interessato, non è disposto a pagare cifre fuori mercato e potrebbe proporre formule alternative, come il pagamento dilazionato o l'inserimento di contropartite tecniche. Nel frattempo, l'ambiente napoletano accoglie con entusiasmo la possibilità di vedere Jlund indossare la maglia azzurra. I tifosi sognano una nuova coppia offensiva giovane e dinamica, soprattutto in vista della prossima stagione che vedrà il club impegnato sia in campionato che nelle competizioni europee. L'arrivo del danese sarebbe visto come un segnale forte da parte della società, intenzionata a restare competitiva ai massimi livelli. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del giocatore. Se il Napoli riuscirà a trovare un accordo con lo United, Jlund potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo campionato di Serie A. Resta da vedere se la volontà del calciatore e quella del club italiano basteranno a convincere il Manchester United a lasciarlo partire definitivamente. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações.